Marco Sanna, regista di 100, uno spettacolo che Sardegna Teatro mette in scena fino al 20 di dicembre. Marco, questo spettacolo è anche una grande sfida perché è una produzione originale, una produzione di un'autrice sarda molto importante, pluripremiata, e tu invece sei un regista giovane che si mette alla prova in una maniera molto impegnativa. Intanto raccontaci un po' come siete arrivati a questo spettacolo. Allora, siamo arrivati a questo spettacolo grazie a un progetto voluto dal Teatro di Sardegna, in cui appunto Massimo Mancini mi ha chiamato per dirigere questa produzione con Michela, che è stata un'esperienza veramente, veramente bella, soprattutto per quel che riguarda il lavoro con lo staff, con gli attori. Io non dico che questa è stata un'esperienza collettiva, più che dire io ho fatto una regia, perché è stato davvero così, è stato davvero un mese molto intenso di lavoro con gli attori, con la scenografa, con l'aiuto regia, in cui ci siamo confrontati molto fino ad arrivare appunto a questo risultato che non era una cosa semplice da ottenere. Questa produzione è una produzione sarda, ma è una produzione volta anche all'esterno. Allora ti voglio chiedere, noi vediamo nei teatri sardi tantissime produzioni che arrivano da fuori, dall'Italia, ma non solo, dall'Europa e dal mondo, soprattutto in questi mesi qua al Teatro Massimo. Quanto questo tipo di produzioni sono invece esportabili, possono a loro volta girare il mondo? Ma le produzioni si spera che siano esportabili, cioè lo sono, cioè nel senso che i linguaggi anche sui quali è costruita la produzione sono linguaggi ovviamente contemporanei, quindi hanno tutta la possibilità di essere inseriti nei vari cartelloni. Questo però non dipende da nessuno, dipende dal mercato e da come il mercato si trasforma. E speriamo che questo lavoro abbia un buon seguito. Ecco. 100 è un primo passo. L'anno prossimo, nel 2016, produrrai qua un altro spettacolo. Sardegna Teatro ha dato grandi possibilità in questo primo anno a giovani registi, autori, tu come anche Valentino Mannias, promettenti di grande talento. Raccontaci un po' dove ci porterà il 2016, anche se non devi svelare chiaramente troppo. No, anche perché ho poco da svelare in realtà. Il 2016 ci porterà a un'altra produzione che appunto viene fuori da questo contesto delle giovani idee voluto da Sardegna Teatro, che è veramente un bellissimo progetto. La produzione sarà con un titolo che è ancora un po' provvisorio, si chiama Nord-Nord-Ovest, ad indicare un punto geografico che nella nostra piccola isola indica sulla nostra città di Sassari, che è il nostro punto di partenza, di arrivo, di ritorno, e dal quale appunto partiremo per analizzare un tema fondamentale, ecco, di questi ultimi anni, che è il tema delle tradizioni e del loro anche trapasso e tradimento. A tutti gli spettatori che hanno ancora un po' di tempo per venire a vedere 100, dagli un buon motivo per venire a vederlo. Beh, c'è un cast di attori fenomenali, c'è un bel lavoro fatto a livello scenografico, ci sono dei bei linguaggi scenici, io penso che davvero abbia un senso vederlo, anche perché pone delle domande che sono molto pertinenti sul nostro vivere contemporaneo, oltre al discorso appunto dei 100 oggetti che magari abbiamo già sviscerato in altre interviste e in altre occasioni. C'è proprio un senso della libertà dell'uomo che viene messo in discussione in questo spettacolo, e in questo senso vale la pena vederlo.